Anzi, siamo consapevoli che il mondo del turismo è stato fra quelli più colpiti in questa fase così difficile dovuta alla pandemia, ed è quello che ha la necessità più assoluta di ripartire quanto prima. La ripartenza probabilmente ci sarà, abbiamo bisogno di tutelare i nostri collaboratori e gli ospiti che frequenteranno le nostre aziende. Inserire i lavoratori del turismo nel piano vaccinale. Alberto Maschio lo chiede nella duplice veste di presidente dell'Associazione Iesolana Albergatori e di coordinatore di Federalberghi Spiagge Venete in vista della prossima stagione turistica. Ed è una richiesta condivisa anche dalle associazioni sindacali, con le quali è stato sottoscritto un accordo per presentarla alle autorità competenti. Chiaro che per salvare il mondo del lavoro c'è bisogno di salvare le imprese, e su questo siamo totalmente allineati, ed è positivo e piacevole che succeda questo. Salviamo le imprese, salviamo anche i lavoratori. Solo in Veneto il turismo genera circa 18 miliardi di euro di fatturato, pari al 10% del PIL e al 18% dei consumi interni, e dà lavoro a 500.000 di persone. Sulla costa veneta ci sono 722 alberghi, 360 solo a Jesolo, con 12.000 dipendenti. Ecco perché l'imminente stagione balneare va programmata per tempo, con protocolli certi e un piano vaccinale anche per chi lavora in questo settore. Un programma da stilare partendo magari da quanto di buono si è visto già sulla costa veneta l'estate scorsa. La stagione estiva in qualche modo ci ha aiutato, ha premiato il coraggio degli imprenditori che hanno deciso di aprire. Innanzitutto ci ha premiato sotto l'aspetto della trasmissibilità del virus, che era in grande calo, e quindi ha favorito la vacanza degli ospiti che non vedevano l'ora di poterle fare, chiaramente, con tutte le restrizioni del caso, che sicuramente ci saranno anche nella stagione 2021. Ci auguriamo una stagione 2021 più consapevoli, più vaccinati possibili, tra questi anche i nostri collaboratori, e auspichiamo che possa essere una stagione il quanto più vicino possibile alla normalità.